Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi 23 gradi, un sole splendido, veramente bellissimo. C'è un po' di gente che, beati loro, è al mare. Ho visto gente in costume, gente che già aveva i piedi nell'acqua. Beati loro veramente, e questo splendido sole dovrebbe durare anche per il prossimo fine settimana per i nostri graditissimi ospiti che verranno a visitare la nostra regione. Ma passiamo subito al primo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere regionale Armando Biasi, che è anche presidente della terza commissione attività produttive. Ciao Armando, ci sei? Ciao, ci sono, buongiorno a voi e ai nostri radioascoltatori. Allora, nell'Imperiese com'è la situazione? È splendido solo anche lì, 23-24 gradi? Quando sono partito questa mattina per venire a Genova c'era già uno splendido sole, mi comunicano che ci sono circa 22 gradi. Ma io in questo momento sono a Genova. Ho capito, sempre al lavoro perché c'è commissione oggi pomeriggio in regione, mi sembra. Quest'oggi la mia giornata si sviluppa così. Avrò 2 commissioni, di cui una l'ho già terminata, e adesso ho appena finito di partecipare a un convegno di un importante progetto della Liguria che si chiama Rise Connection, di un finanziamento PNRR di 110 milioni sulla ricerca e lo sviluppo, che mette la Liguria sicuramente al primo piano a livello nazionale su un tema che è la robotica e l'intelligenza artificiale. Quindi molto contento di aver ascoltato la nostra peculiarità regionale. Allora, senti, rimaniamo un po' in Regione Liguria perché c'è questa tua proposta di legge sostanzialmente che riguarda il co-housing, cioè il coabitare. Sì. Allora, è una cosa molto importante perché Regione Liguria è una delle regioni più anziane, se non la più anziana d'Italia, ci sono molti anziani soli che tra l'altro faticano ad arrivare a fine mese con le pensioni, ma sono anche purtroppo vittime di truffe, queste truffe agli anziani, questi reati odiosi. Ecco, quindi coabitare insieme può essere da un lato, diciamo così, un darsi una mano l'un l'altro dal punto di vista economico, poi c'è anche il discorso della solitudine, ma c'è anche il discorso della sicurezza. Ecco, vuoi spiegare te esattamente di che cosa si tratta, cioè co-housing, cosa significa? Sì, grazie intanto per la premessa. Allora, questa proposta di legge nasce da una serie di fattori. Il primo, avendo svolto per più di 15 anni il ruolo di sindaco e vice sindaco, mi sono reso conto attraverso la gestione dei servizi sociali e del distretto sociosanitario di quanto il bisogno abitativo, ma anche di combattere la solitudine che gli anziani stanno vivendo in una regione che oggi rappresenta, secondo i dati Gimbe, il 17% della popolazione ligure a più di 75 anni. Il secondo aspetto è quello dell'assegnazione degli alloggi popolari. Una persona anziana da sola, monoreddito, che partecipa a un bando di casa popolare, rispetto alle graduatorie che prevedono prevalenza ai nuclei familiari numerosi o con problematiche di disagio interno, vedono sempre la non possibilità di entrare in questa graduatoria. Poi abbiamo anche noi come Liguria il passaggio di studenti universitari che tra Genova, Savona, Imperia o altre figure professionali che vengono a lavorare in Liguria, probabilmente a volte il costo dell'affitto dell'alloggio diventa proibitivo. Ultimo aspetto, c'è anche la condivisione tra persone anziane, perché una persona che oggi è in salute ha 70 anni e in realtà ha un alloggio molto grande, in realtà può condividerlo nella proposta di legge fino a 4 persone della terza età. Questo agevola i servizi, agevola l'assistenza e permette anche di non andare necessariamente nelle case di riposo assistite, quindi anche di poter continuare a vivere nei luoghi
che sono più propensi. A questo cosa si aggiunge? Una regolamentazione, perché spesso nel mondo diciamo dell'assistenza domiciliare, quindi le badanti o i caregiver, spesso magari non valutati a pieno possono diventare un pericolo poi per l'eredità o per dinamiche ancora più gravi. Quindi anche in questo aspetto la proposta di legge prevede una regolamentazione di sperimentazione di convivenza dei primi 12 mesi, l'impossibilità di poter essere beneficiati da un testamento se non regolamentati dai servizi sociali o socioassistenziali territoriali. Questo credo che è invarianza economica sul bilancio regionale possa essere l'articolazione di un coordinamento di tanti bisogni che si possono ritrovare attraverso una condivisione abitativa. In ultimo, spesso le situazioni non portavano a termine questa iniziativa perché io ti do una stanza in comodato gratuito, rischiava di entrare nel mio 740, quantomeno nello stato di famiglia. Anche questo tema è stato trattato e risolto. Quindi sono molto contento anche di che cosa, concludo, che è stato ottenuto prima in Consiglio regionale nel mio ordine del giorno il voto all'unanimità. Lunedì l'ho portato in discussione in commissione prima, ho ricevuto, oltre che diciamo la vicinanza dei consiglieri di maggioranza, anche il voto e il plauso dalla minoranza perché pensa che sia un'azione importante, necessaria e di prospettiva. Quindi c'è stata, diciamo, è stata accolta in maniera unanime la tua proposta di legge. Ecco, io mi volevo soffermare sul discorso del testamento, sul discorso della sicurezza, perché effettivamente insomma qualche pericolo c'è. Ecco, i servizi sociali saranno coinvolti secondo questa tua proposta di legge, contratti di co-housing o no? Sì, è nevralgico, nel testo di legge saranno coinvolti sia nella ricerca e nel matchare le persone che potranno poi condividere insieme l'esperienza di coabitazione, sia nel controllo di quello che poi sono gli sviluppi, perché insieme alla telemedicina e anche ai servizi assistenziali ci sarà un monitoraggio per capire come si evolve a 6 mesi e un anno questa opportunità che è stata iscritta all'interno dei commi della mia proposta di legge. Quindi c'è anche una tutela dell'anziano in tal senso. Ecco. È fondamentale perché noi che saremo i prossimi anziani, ma già adesso vediamo quanto soffrono gli anziani a vivere in una società che purtroppo sempre di più è orientata alla sopraffazione, alla truffa, al raggiro, e noi non possiamo permetterci di fare gli spettatori di queste situazioni. Dobbiamo intervenire, gestire il fenomeno, ma soprattutto per le paure che ci portiamo dentro, non invece allargare gli orizzonti che, se monitorati e controllati, credo possono portare dei risultati sociali e culturali molto importanti. Ecco, passiamo dagli anziani ai giovani. Proprio l'altro giorno il rettore dell'Università di Genova ha lanciato un appello per le coabitazioni, il coabitare, quindi il co-housing, eccetera. Mi sembra che questa risposta che era già stata data con il tuo ordine del giorno e adesso con la proposta di legge che è passata in commissione sia una risposta concreta al rettore dell'Università di Genova. Sì, credo che sia più che una risposta sia far sottolineare, quindi informare i rettori, le scuole, le università, tutto il mondo del lavoro, che questo mio testo di legge non è il testo di legge personale, ma è un luogo, è un contesto normativo che può coordinare le esigenze di tutti. Quindi sicuramente anche la proposta, la necessità che il rettore Delfino ha posto sul tema della coabitazione lo condivido, e sicuramente ho già fatto inviare per le richieste di audizione in commissione specifica anche la presenza e la convocazione dell'università. Benissimo, senti, voltiamo pagina e andiamo proprio nel tuo ponente, nell'Imperiese. Io l'altro giorno ti avevo fatto una domanda: ma com'è la situazione migranti a Ventimiglia, l'imbuto d'Europa? Tra l'altro
volevo ricordare che ci saranno oltre 500 genovesi e liguri che sabato parteciperanno alla grande manifestazione che si terrà a Milano, nonostante il PD milanese, nonostante la presidenza del Consiglio Comunale che cercava di metterci i bastoni tra le ruote. Da Genova e dalla Liguria una risposta concreta a chi vuole censurare le idee e le manifestazioni e il libero pensiero. Chiusa parentesi, proprio stamattina ho letto sui giornali che la Polizia di Stato ha effettuato, in collaborazione con le altre forze dell'ordine, un altro blitz sul letto del torrente Roia, dove erano sorti di nuovo degli accampamenti delle tende. Io mi ricordo anni fa c'erano centinaia di migranti lì, la situazione è veramente invivibile a Ventimiglia. Adesso, grazie al nostro sindaco Flavio Di Muro, la situazione è migliorata parecchio e sono state sgomberate, mi sembra, una dozzina di persone, ecco, quindi pochissima roba rispetto a qualche anno fa, quando la Lega non era in comune, non era al governo, all'amministrazione del comune di Ventimiglia, però fatto di cronaca c'è, quindi c'è ancora un po' di preoccupazione per quanto riguarda i migranti, questo imbuto d'Europa, ecco, d'Italia senz'altro. Allora, il tema è molto ampio, per cui partiamo dal fondo. Intanto un plauso al sindaco Di Muro, alla sua amministrazione, che nei primi 2 anni e mezzo ha programmato, lavorato e pressoché risolto un problema che attanagliava la città di Ventimiglia come non soltanto città di confine, di frontiera, ma come città che insieme all'Italia aveva subito una follia di un blocco del governo francese. E ovviamente era stato risolto in modo massivo il problema. Ogni tanto, come è accaduto ieri, ci sono dei problemi minori ma comunque da debellare velocemente di questi fenomeni che avvengono attraverso queste installazioni provvisorie messe all'interno del fiume Roia. E ieri un plauso alle forze dell'ordine, polizia, carabinieri e polizia locale, con un coordinamento del sindaco, hanno dato un ulteriore segnale che le leggi devono essere rispettate. In un paese che sta gridando sempre di più il rispetto dei diritti, il rispetto delle regole, che spesso, come dicevi tu, vengono fraintesi volutamente da faziosità politiche. Ovviamente questo grido, che parte da Ventimiglia, passa attraverso la Regione Liguria, lo porteremo sabato in piazza a Milano, dove in realtà la cosa è molto più semplice rispetto a coloro che vogliono darci un piglio, un taglio diverso. È il buon senso del rispetto di essere cittadini italiani, che non vuol dire essere cittadini italiani di avere un colore, un'identità, una religione, ma di rispettare le regole costitutive, le regole normative e soprattutto eliminare tutti i demagogismi. Benissimo, allora ci vediamo sabato pomeriggio su a Milano anche con te, Armando. Il tempo con te a disposizione è scaduto, ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Ciao Armando. Grazie, buona giornata. Ciao, grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Armando Biasi. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione.